stia in noi, e quanto siamo messi? Ci siamo dentro. Ah, bella, mo' fresca fresca. Può vedere dormire, no? Grazie. Uffa, che se sudavo, poi. Perché andavo a buffare ma guarda che pure. E tanassa. E tu non sei sudata? Che no, poi non ti spiega alcuni. Va. Limpia che sa. Fresca pure. Dammi tu. Un'altra Raffaele, dai. E sono andato a truffuro però. Siamo tutti tutti due. Esatto, perché... Messadores. Safita. Grazie. Prego. Rosanna. Io voglio. Saluto a tutti. Io sono Raffaele Sirico de Nurri. Nasce a novembre e sul 1943. Figlio del Massaio e del Massaia. E di sé finché sei orgoglioso pure. E poi mi recupero in una situazione ancora bella, poi tengo una parecchi anni e sei sempre gattinendo un pago in questa terra che sta sempre stimata. Potrei ballare un ferrovia pure 20 anni, ma no, è molto così. Ma però questa terra non l'ha abbandonata mai. E mi è sempre piaciuto questo di Arai Trigo. Poi troppo questo famoso trigo, questo trigo a rubio, questo in sperdio. Se ho 40 anni sono circa di tornare a Cuverai, a poter telefonare a un continente, a Foggia, addirittura e in altre regioni pure. Poi di Cuverai questo trigo a rubio. E fece che 4 anni fa si riesce a recuperare 3 spighe, 80 di una bacchecca di questa provincia di Sassari. E ci si riesce a fare un ratto di trigo e dopo seminato e ha fatto un budo. Ha parato questo budo di trigo e poi mi recupero con un movicello di trigo. E così che su disagio cosa mia è già accanzato, tra parentesi, è già accanzato, che non si disperdi più. Ma però posso fatto di tornare con cacoa, posso fatto di sudare carruvio, babbo, devo da postimare questo di carruvio, che babbo avrà sempre questa qualità di trigo, su un pruso avrà sempre di carruvio, bellissimo, una bella qualità di trigo, bello può fare il pane bianco, bello può fare il morizzoso, che mamma ti fu contenta a me di questa qualità di trigo. E se io tornare un pago ai gusti a regine, cioè a queste radici, e già ci si arrennesce come ti appoggiai in aula prima. E poi mi dispiace fare una cosa, che già ci si arrennesce, ma devono essere convincenti, siamo nell'orlo degli 80 e così che sulle ballare questa terra si deve andare, questa gioventù si deve andare e non posso non stare bruci. Però che voi dite di voler tramandare ai giovani di oggi a proseguire questo, di non abbandonare, sì, di fatto streppato, ma però l'agricoltura non si deve abbandonare. Tanto se si vivendo
del Suvani dove vai su Riga. In qualsiasi parte del mondo, Suvani, si va di su Riga. Sia da Cappelli, sia Trigarrubio, sia Semini Bianco, sia da Suvani fatto sempre di su Riga. E così che gli avolli che si stanno a invogliare un vago, non abbandonare, sul luogo è tutto un colto. Come di agricoltura si usa a zero completamente, non dipendesse di aici. E gli avolli che se è santa posto sul giovane sa fare questo che deve fatto al giovanetto. Naturalmente non mettendo a mano. Oggi ci vuole in mezzo, si deve proseguire questa agricoltura con i mezzi e così via. Allora, non esiste di petti su di Garrubi, esiste di altre scalità di Rigovuru. Noi narravo su senatori, in italiano, in Cappelli. È una bella qualità di trigo, bellissimo. È grano duro come te gusta tutto, ma Povani è tremendo, vado una bella farina. Questo non mi ricordo bene, è arrivato su sanatori, adesso è arrivato, non riuscì un call'anno di preciso, può essere negli anni 20, negli anni 30, non so sicuro. Ma noi a Piccioccheddo siamo sempre di Garrubio, man mano che siamo anniati, e 40, e senatori rendi di Bruce, è figlio sempre bello. E babbo pure da comprare, cominciare a comprare questo trigo selezionato, un quintalli, verso sui 50. E io sarò questo pure. E tornai, complimenti, è una bella qualità di idea, è bellissimo. Però io avevo una difficoltà, di poter fuori dentro quando si è messa a mano. Se non dica Rubio, quando l'ho messa a mano, è preso un mansueto, è più dolce. Sui sanatori si va a passare a mano, mettendo, come ti chiesto, mi tappo dei tapozzonai, scarraffiata, mi sai che sta a mano, sai che da noi accanto a mano del Savracci, ti va a passare, è forte, è una rista forte, un veno forte. E papà non ti piace da manco un cusso. Però c'è da darao. E soprattutto posso dire a Rubio, mi ricordo un'altra cosa, che io da darao, che tenia bestiamini, posso dire a Rubio è arto, e dice via Savalla. È più sarto dei sanatori, della qualità dei cappelli. E essendo più sarto da profeno, essendo profeno da propalla. E sta palla isso di via che tengaiao vacca, tengaiao su io, tengaiao su guardi, bestiamo in via sempre. E dopo questo fattore pure, oggi da faccio un muovo, prima non mi è regolato. E su sanatori, dessa bellezza, dessa onesa che porta, dessa resa che porta, a piccare a posto bene, a piccare a vento, e si ne posto meglio. E così che man mano che si andavano negli anni, su di Garrubio si sta abbandonato, e si ne sperdi. Ecco, e questo è che io le anai che non ci si arrennesce a tornare a gestire, a coltivare. Allora, questo del messaggio di trigo, a chi ha inventato questo attrezzo saprà che non fu di mica tonto, è tre ballo, ma questo trigo non segala, chi porta a mano buona sa, che si da fare questa giornata, ma soprattutto sa bravura che ne dà fatta. No, non è facile, a questo tempo non fu facile, con questa tecnologia che c'è sto, va in tutto, non esiste una cosa che non si possa fare, ma prima non fu facile. E questo quanto ce ne ha pago, di chi vianta sfracci si può messare, ce ne ha paghissimo, se mi ricordo, di questo Raffaellico Pisano, fu un bravo Verreri per questo tempo, Verreri, tenia da una volta, tenia da in Maccias,
e pago gravone e fia da resore e fraces. E si arrangiata di ahí, con marrone. Isso. E uno certo mi senti Zullisi, detto Zudda, no? Zudda. Questo bravissimo, questo pia fraces e vetti, ma non tenia da accanto alle ballaie, andava accanto a Ricchetteddu Conto uno tenia da in Maccias, non Forgia, tenia da in Maccias. E si è arrangiata a Ricchetteddu ora fa con una fraccia, ma sa bravura fu pure devi sentire Zudda, fu di altra cosa non fu venuta, ma vai fracce si fu un campione. E su è anche un altro volo cindia da chi vianta questo tasinato, tocca da donare la tempera giusta. E poi arrivare questa dentigella pittichedetta non è facile, non uscire anche te che è andato a usare, poi fai questa dentigella, questa braccia non è una lama tipo arresorio a tipo portiello. E questa volta la dentigella, appena si binte, non si binte, ma questa dentigella non si binte. Con talmente pittichedetta, ma seganta. E a segare su veno, no, tocchi che no, vai da tiradura. E così che complimenti a questa gente pure. Chi ha fatto questi attrezzi si presenta a vita mia lavoro che nell'arco della nostra vita insieme mi ha aiutato me del non pago e fai su mani in domo pure adesso dico cosa mia. È bravo a vendere su Modizzoso, è bravo a vendere su Amaretto, è bravo a vendere su Pistocchi, soprattutto vende scoccoi. I scoccoi è bravissima. Questa canata che candidene un domo fisso dei coccoi, tu stanno sempre in alto, ma noi vedo, non pongai in mente, È una cosa che chissà ci è sempre attraverso che sa boitta, e poi gi d'or passo passa, no che noi vedo, che non sia un coccoi, è doppio coccoi. E così via, e sanno che ci va a Santa Dea e fai su stocco. No, su stocco non lo faccio, non è si bravo. Non lo fai? No. No, su stocco del suo caffè. Devo gli andare su stocco? Devo gli andare su stocco del suo caffè. Di questo che tu fai. E brava cucinante, cose papà non mi manca mai. Cose buffai, che devo tengo in Giappone, sei un viticoltore. E adesso di bracci di sagina si può dire che sagina, poca suino, e suino fatto, tu testata, non metà, ma già tu testata. Non scovisti? No, è un quarto, mezzo litro e mezzo, tutto come ti di gira. Ma non scovisti tutto questo? No, non ci dà. Ma che sta mia time, ma che se mi dispiace? No, che ti comprende che sono brullenti, mica di adesso. Anche una volta ti ciappo crocca un mese a quella maniera, ma comunque non ti fai nulla. Tutto cosa che